Ieri giornata mondiale per lanciare un appello alla prudenza e al senso civico di responsabilità quando ci si mette alla guida. Nell'Agrigentino 15 persone morte nell'ultimo anno. Carenza strutture scolastiche, il cartello sociale chiede incontro al commissario del Libero Consorzio di Agrigento. Nella città dei Templi 2 giorni di congresso regionale di pediatria e neonatologia. Calcio eccellenza, l'Acragas vince e resta solitaria in vetta alla classifica. Serie D, pareggio delicata, basket a 2, vittoriosa in casa la Fortitudo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Ieri giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, un'occasione come avviene ogni anno per lanciare un appello alla prudenza e al senso di responsabilità quando ci si mette alla guida. Nell'Agrigentino 15 persone sono morte nell'ultimo anno. Il nostro direttore Arturo Cantella. Inaugurato ieri nella piazzetta di Porta di Ponte, il cuore della città, il monumento dedicato alle vittime della strada. Esserci o non esserci, basta un attimo. Alla presenza del sindaco Miccichè, del prefetto Cocciufa di Agrigento, del comandante della polizia stradale Monreale, dei vertici dell'associazione delle vittime della strada, presente il presidente nazionale e quello locale. Presente anche l'autore dell'artista agrigentino Peppe Cacocciola, che ha realizzato la scultura in bronzo 70 x 160. Durante la manifestazione anche la raccolta delle firme per l'abolizione dell'articolo 111 per garantire la parità processuale tra vittime e imputato, nonché la pienezza delle vittime, per la tutela della salute, per garantire la riabilitazione dei disabili a lungo termine, diritti civili e altre iniziative per una maggiore sicurezza stradale. Oggi è la giornata mondiale delle vittime della strada e Agrigento è la prima città siciliana ad avere questo monumento. C'è stato un gioco di squadra con Carmelina Nobile, l'intera associazione, ma anche tutte le altre istituzioni, noi come amministrazione comunale, anche la sovrintendenza ha partecipato, e poi devo ringraziare l'artista Giuseppe Cacocciola che ha fatto un lavoro meraviglioso e simbolico e interpretativo. C'è la figura di un bambino con il casco in mano, c'è dietro una figura che può essere interpretata come la mamma, come la morte, a libera scelta. Abbiamo rivalutato anche un angolo di Agrigento, proprio siamo qui al centro storico, nella famosa Porta di Ponte. Penso che il tutto sia stato un connubio, un lavoro fatto certosino per 1 anno e mezzo e finalmente abbiamo noi raggiunto l'obiettivo, ma la cosa fondamentale è che questo monumento debba essere simbolo della memoria. Bisogna ricordare quello che è successo ai nostri figli, deve essere da monito affinché questo non possa più succedere, affinché gli altri ragazzi siano d'esempio per quelli che a volte non riescono a rispettare le regole. Allora, quello che voglio dire è che io sono siciliana, anche il sindaco è siciliano e noi vogliamo che il riscatto sul piano dei valori, quindi dare importanza ai valori, provenga dal sud, perché abbiamo bisogno di riscattare, di riaffermare il valore della Sicilia, perché è dalla Sicilia che è iniziato questo impegno di civiltà, cioè contro la strage stradale e per la giustizia alle vittime. Pertanto io sono la Presidente nazionale, in seguito all'uccisione di mia figlia Valeria nel 1997, dal 2001 sono Presidente nazionale. A Messina c'è già un monumento che ricorda questo omicidio, questa morte di Valeria, e nello stesso tempo il fatto che da Messina, e cioè dalla Sicilia, è partito questo impegno di riscatto della civiltà umana. Quindi ci si deve impegnare perché la società sia più civile e più giusta, e quindi teniamolo forte questo valore, che poi qui c'è stato fatto un monumento importante per il quale, come ha detto il sindaco, è stato coinvolto il territorio e vogliamo che ci sia questo coinvolgimento del territorio. Significa che per portare avanti l'obiettivo che abbiamo, 0 vittime nelle città entro il 2030, è necessario che ci sia il coinvolgimento del territorio, per cui è frutto del territorio, cioè di un artista che lo ha pensato, di chi poi lo ha realizzato e delle istituzioni che vi hanno partecipato, ma vi hanno partecipato anche i cittadini, cioè hanno dato delle donazioni ai cittadini, ma ha fatto una donazione importante anche l'associazione e poi anche le istituzioni. Quindi vogliamo veramente che questo sia frutto del territorio, perché per significare qualcosa ci vuole il coinvolgimento del territorio e quindi deve continuare questo. Io sono Giuseppa Cassaniti Mastroieni e sono Presidente dell'associazione sin dal 2001.
1, un'associazione che è impegnata sempre per fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti. Pertanto questo obiettivo di fermare la strage stradale in questo momento deve essere rafforzato con la raccolta firme in maniera tale che portiamo avanti l'obiettivo 0 vittime nelle città entro il 2030. Questo monumento, è stato detto, ha un valore pedagogico. Io credo fermamente che questo sia il significato. Chi passa da qui o chi viene qui apposta, mi riferisco soprattutto ai ragazzi delle scuole, dovrà fare una riflessione su quello che è il valore della vita, perché in fondo questo è il senso di quello che stiamo facendo oggi. Stamattina leggevo dei dati che sono veramente molto impressionanti per certi versi. L'alcol e la droga sicuramente incidono, ma le cause maggiori degli incidenti sono la disattenzione, l'eccesso di velocità, la mancata precedenza e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Significa mettersi alla guida o guidare senza quella attenzione costante necessaria che poi significa il rispetto della vita propria e di quella degli altri. C'è tanto da fare su questo versante. Sicuramente nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro in prefettura, abbiamo parlato anche di insicurezza delle strade e anche questo è un tema che va affrontato. Gli enti proprietari delle strade hanno preso degli impegni che adesso sarà nostra cura attenzionare. Bisognerà continuare ad insistere a fare incontri nelle scuole e vedere anche se riusciamo a fare un'attività di sensibilizzazione specifica proprio nei luoghi dove i ragazzi vanno a divertirsi. Ecco, sarebbe veramente un sogno bellissimo se nel 2030, come è stato detto, arrivassimo in qualche realtà del nostro paese, perché no, in questa provincia, ad avere morti zero in incidenti stradali. È un'opera che vuole rappresentare di per sé un messaggio, non la dinamica di un sinistro stradale, non ha senso assolutamente, quindi una materializzazione di una coscienza che si interroga dopo il sinistro evento sulla importanza della vita, quindi un po' come Shakespeare nell'Otello, dove il principe appunto si interrogava con il teschio sorretto in mano. Questa nuova coscienza si interroga sulla propria esistenzialità, se poteva essere evitato o meno, e quindi riflettendosi nel casco stesso. Poi vediamo che nella parte posteriore si materializza una figura con sembianze femminili, di una gentilezza, appunto perché cerca di accorrere, di soccorrere, forse anche di isolare in parte. Quindi vediamo questo telo così sospeso che vuole anche rappresentare una nuova stele funeraria. È tutta una simbologia praticamente messa accorpata per dare tanti significati, ma che porta sempre al principale messaggio, quello della responsabilità. Quindi si esorta con quest'opera, non si rimprovera perché il tizio tiene il casco, assolutamente non è un rimprovero sull'uso non adempiuto, bensì è una esortazione alla responsabilità, in modo tale che non vengano lesi i diritti praticamente di noi tutti e di chi purtroppo ha già perito per circostanze molto diverse. Il mio punto di vista è il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissi sin dall'inizio, quando abbiamo iniziato e abbiamo già pensato a questo progetto, questo monumento, che appunto deve essere un monumento non solo estetico e quindi dare anche un valore alla città di Agrigento da quel punto di vista, ma principalmente deve essere il monumento che rappresenti e ricordi i nostri cari che abbiamo perso sull'asfalto, i nostri cari figli, e poi che sia da ammonimento a tutti i passanti, a coloro i quali appunto devono capire, devono prendere coscienza che esserci e non esserci, come appunto dice il titolo del monumento, basta un attimo, quindi coscienza e prudenza. Allora, io sono Graziella Viviano, sono la mamma di Elena Aubry. Mia figlia è morta sulle radici di una delle principali arterie romane, si chiama Ostiense. Elena era una bellissima ragazza di 25 anni con gli occhi verdi. Sotto gli occhi di Elena cosa vuol dire? Che da quel momento in poi io combatto per i fratelli di mia figlia, cioè i motociclisti. Mia figlia era una motociclista e combatto per tutti i genitori che hanno perso un figlio sulle strade in maniera assurda. Oggi sono qui perché sono convinta che tutte quante le vittime della strada
le famiglie delle vittime delle strade hanno un messaggio che gli danno i loro angeli, cioè quello di combattere per tutti i ragazzi che sono qui. Oggi, in occasione della giornata nazionale delle vittime della strada, siamo qui per l'inaugurazione di un monumento a loro dedicato. Questo monumento è ovviamente importante per il ricordo di coloro i quali non ci sono più, ma soprattutto deve essere monito e insegnamento per noi per cambiare le nostre condotte alla guida. E quindi torno alla sua domanda, che è proprio quella di come intendiamo intervenire. Oltre con i controlli e le sanzioni, è fondamentale la prevenzione. La prevenzione è decisiva perché 9 incidenti su 10 sono causati, ce lo dicono le statistiche, dagli errori nelle condotte di guida. Quindi voglio far leva proprio sul senso di responsabilità di tutti noi, perché l'obiettivo di 0 vittime della strada, che può apparire ambizioso ma a quello a cui dobbiamo tendere, si raggiunge soltanto col contributo di tutti noi che siamo sulla strada e quindi di tutti gli utenti della strada. Carenze e strutture scolastiche. Il cartello sociale chiede un incontro con il commissario del Libero Consorzio di Agrigento. Vediamo. Il cartello sociale della provincia di Agrigento interviene oggi con una nota relativa alle manifestazioni di protesta degli studenti che lamentano lo stato in cui versano alcune strutture scolastiche. Qualche giorno fa si legge nella nota, in occasione della giornata internazionale degli studenti, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha concluso il suo messaggio sostenendo che è importante difendere ogni giorno il diritto allo studio e costruire tutti insieme una scuola sempre più attenta alle esigenze, alle inclinazioni e ai progetti di vita di ciascuno studente, perché la scuola sia sempre di più il luogo per eccellenza di realizzazione della persona umana. Affermazione che non si può non condividere, sottolineano i componenti del cartello sociale, ma che deve fare i conti con quelle condizioni di sicurezza e di agibilità delle strutture scolastiche che sono la precondizione per poter realizzare percorsi di istruzione come quelli indicati dal Ministro. In questo senso aggiungono Don Mario Sorce, Salvatore Pezzino, Alfonso Buscemi, Emanuele Piraino e Gero Acquisto il disagio degli studenti che manifestano in tante realtà della nostra provincia, evidenzia come le carenze strutturali del sistema scolastico locale non solo non garantisce a volte anche standard minimi di sicurezza, ma ci mette davanti agli occhi una scuola sempre più escludente, basata sulla competizione con locali spesso non adeguati. Pertanto, conclude la nota del cartello sociale, riteniamo urgente e indifferibile un incontro con il commissario del Libero Consorzio dei Comuni agrigentini al fine di fare il punto della situazione sulle condizioni degli edifici scolastici della nostra provincia per conoscere quali siano gli interventi programmati per una costante manutenzione delle strutture e quali progetti sono stati predisposti per ottenere quei finanziamenti che possono consentire risposte adeguate alle legittime richieste degli studenti. Calogero Leanza, 27enne, è il più giovane deputato regionale della 18ª legislatura in Sicilia. Vediamo. Lo maestro buono ha visto. Il maestro è stato un grande, io nella continuità dei suoi valori ho messo la faccia per sottopormi al giudizio degli elettori. Il giudizio degli elettori è stato positivo considerando le condizioni della campagna elettorale. Cosa apprezzavi in lui maggiormente, a parte essere figlio, quindi è chiaro, ma in lui politicamente cosa ti ricordi di più? La grande capacità di ascolto di mio padre. Qualcuno diceva superiore a Radio Maria, mio padre si faceva ascoltare e ascoltava più di Radio Maria. Ovviamente continuare questo modo di fare politica, certo i tempi sono cambiati, la politica è diversa, è un'era diversa e quindi non si possono fare paragoni. Ci tengo a precisare che io non ho ereditato pacchetti di voti, consensi o strutture politiche. Mio padre è morto oltre 20 anni fa e quindi ovviamente le persone si sono ricollocate. Io ero molto piccolo, avevo 9 anni quando è morto, ho iniziato da quando era alle superiori. Come ti sei trovato in questo ambiente, diciamo, per caso, perché ti hanno... Per scelta, assolutamente per scelta. Con caparbietà e con determinazione ho iniziato a muovere i primi passi e a raccogliere le prime istanze del territorio e portarle avanti per come ho potuto. Questo ha premiato la costanza e la determinazione. Ecco, se potessi riassumere in 2 parole i valori che sono stati fondanti nella mia campagna elettorale sono stati questi. Io ne ho visti tanti, guarda, ho 59 anni, sei giovane, ma non mi pare tanto sprovveduto.
Una volta parlando con una persona gli ho risposto: non sono nata a New York. Sento tutto il peso della carica che ricopro e il peso di dover portare le istanze dei miei cittadini, dico così, quindi di tutto il territorio, non solo dei miei elettori, badi bene, all'attenzione dell'Assemblea regionale e del governo regionale. Se capita ad Alcamo ci passi dalla nostra TV? Assolutamente sì, passerò con piacere. Ti aspetto. Verrò con piacere quando io vengo dove sono invitato. Abbiamo preso coscienza un po' di quelle che sono le dinamiche dell'aula stessa. Convivere le due anime, Fratelli d'Italia Storica, Fratelli d'Italia Nuovo Corso, Nicola Catania, come ci sarà capace? C'è un'unità di intenti, c'è un'armonia nel gruppo particolare, è un buon viatico per iniziare un percorso tutto assieme, c'è una totale sintonia e su questo avremo ovviamente modo di proseguire proprio nella stessa identica identità che poi ci rappresenta tutti quanti. Ad Agrigento il congresso regionale di pediatria e neonatologia. Arturo Cantella. Si è conclusa la seconda giornata del convegno regionale di pediatria e neonatologia organizzato dalla Società Nazionale di Pediatria Sezione Sicilia e alla Società Italiana di Neonatologia, che ha visto la presenza di esperti confrontarsi su varie tematiche mediche post-Covid. Possiamo fare un bilancio di questi 2 giorni che ha visto ad Agrigento riunire i migliori pediatri e neonatologi della Sicilia. Ecco, un punto di aggiornamento sicuramente di grande rilievo. Come si guarda anche al post-Covid? Siamo molto soddisfatti per la qualità dei relatori e delle relazioni a cui abbiamo assistito, è stato davvero il punto di incontro dei migliori pediatri e neonatologi della Sicilia. E abbiamo affrontato tanti temi, dopo il Covid appunto una ripresa della vita normale, soprattutto delle patologie a cui siamo stati abituati, quindi le bronchioliti, quindi le problematiche influenzali, le vaccinazioni. Abbiamo affrontato tanti temi dell'emergenza pediatrica e neonatale e adesso questa mattina una interessantissima sessione sulla denatalità, sulla società, sulle problematiche sociali dei bambini, quindi davvero relatori anche da Roma, da altre università che ci hanno portato un contributo fondamentale. Il ruolo del pediatra è importante all'interno di una famiglia? Assolutamente sì, il pediatra di famiglia è un punto di riferimento, fino ai 18 anni dovrebbe essere così ed è importante anche che ci siano le istituzioni e le strutture ospedaliere organizzate con i team multispecialistici per affrontare le problematiche più importanti. Ecco, la presenza della Regione qui a questo interessante convegno, 1 o 2 giorni che ha visto ad Agrigento incontrarsi neonatologi e pediatri di tutta la Sicilia, insomma un momento importante che si inquadra anche nel quadro clinico del post-Covid. Sì, l'impegno dell'assessorato regionale alla salute è proprio quello sicuramente di promuovere le politiche di educazione sanitaria, di prevenzione, e la prevenzione parte con i primi 1000 giorni di vita. I primi 1000 giorni di vita partono dal concepimento, dopodiché quando il bimbo nasce è lì che fondamentalmente occorre creare tutte quelle condizioni affinché il benessere del bambino in fase neonatale continui ad essere sempre maggiore in fase da adulti, ed è per questo che l'assessorato vuole essere presente a questo importantissimo evento regionale in cui neonatologi e pediatri di libera scelta ospedalieri sono a confronto per mettere a punto le migliori politiche sanitarie per il bambino, per il binomio mamma-bambino e per tutta la famiglia. Il ruolo del pediatra è importante, in particolare anche per una donna pediatra. Il ruolo del pediatra è fondamentale, così come quello del ginecologo durante le fasi della gravidanza, per portare al meglio la gravidanza e la nascita, con la promozione dell'allattamento materno, che in Sicilia ha ancora dei numeri troppo bassi e che invece si è visto scientificamente che dà il maggiore benessere possibile al bambino, e sì, soprattutto alle donne. Per fortuna io adesso tra le giovani pediatre ne vedo tante, in un'ottica di equità, in un'ottica di parità di genere, che è importante proprio per dare il meglio a tutta la popolazione da un punto di vista di servizi pediatrici. Comandante, lei interviene oggi qui al convegno di neonatologia e pediatria
su tematiche importanti. Ecco, se ci anticipa magari il senso del suo intervento ai pediatri presenti. Certo, noi siamo come Arma dei Carabinieri particolarmente onorati della richiesta da parte dell'organizzatore di questo illustre convegno. La tematica trattata è il rapporto tra la salute umana e in particolare dei bambini e della qualità dell'ambiente. Ultimamente le attività sono molto orientate sulla tutela dell'ambiente e quindi da qui alla tutela della salute, essendo noi stessi quello che siamo, quello che respiriamo, quello che mangiamo e l'ambiente in cui viviamo. Tra i relatori del congresso regionale qui dei neonatologi e pediatri c'è oggi anche il professor Enzo Di Natali, che interverrà con interessanti argomentazioni a questo congresso regionale, che ci vorrà brevemente anticipare le sue linee guida. Quale modello di pediatra per la pediatria è sostanzialmente il mio intervento. E per proporre il modello di pediatra c'è una lettura storica di pediatri che nel tempo si sono distinti, e cioè Serroì, Antonino Ciacia, Vincenzo Terrana e Vincenzo Reale. 4 pediatri che hanno saputo coniugare la scienza e l'etica, e coniugando scienza ed etica ci hanno fatto capire che non è possibile fare scienza senza un impegno etico, e questi si sono distinti attraverso azioni veramente notevoli e di grande interesse. Ad esempio, ricordiamo il professor Reale che si adopera per costituire la Casa della Speranza e dare un avvenire diverso ai bambini diversamente abili. Il ruolo del pediatra è importante all'interno di una famiglia? È fondamentale, perché tra le figure mediche è quella, a mio modo di vedere, su cui la famiglia ha tanta fiducia, pone tutto nel pediatra, perché il pediatra cura il bambino e il bambino è il futuro della società. Fervono i preparativi del Natale a Realmonte, i dettagli nel servizio. Anche quest'anno, come consuetudine, l'amministrazione comunale di Realmonte, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca e rappresentanti di diversi enti e associazioni locali, si sono incontrati per definire la programmazione delle attività che verranno svolte durante le feste di Natale. Presente all'iniziativa una rappresentanza dell'amministrazione comunale Don Fabio Maiorana, il professor Stefano Tesè, in rappresentanza dell'Istituto Garibaldi, l'associazione Aquarinto, l'educatrice Teresa Siracusa e l'avvocato Margherita Licata, in rappresentanza del CIF, e il comandante dei Carabinieri della locale stazione, luogotenente Antonio Ditto. Presente anche al tavolo della solidarietà Fabrizio Lagaipa, amministratore della DMO Valle dei Templi di Agrigento, che svolgerà un ruolo attivo nella promozione delle attività natalizie che sono in fase di programmazione, nonché un supporto alla realizzazione delle stesse. Natale sul mare tra cultura e tradizione, quest'anno a Realmonte, città della Scala dei Turchi. Stamattina il secondo incontro per la programmazione delle attività natalizie che vede interessate le associazioni, la comunità, l'Istituto Comprensivo Garibaldi, un'attività di squadra tra parrocchia, il comando dei Carabinieri, la cittadinanza e tutte insomma le realtà presenti nel nostro territorio. Era presente anche Fabrizio Lagaipa del distretto turistico, ove quest'anno il Natale a livello anche di promozione di Realmonte si inserirà. Abbiamo programmato tante cose, le attività particolari di quest'anno sicuramente saranno l'allestimento dell'albero di Natale che è realizzato attraverso il lavoro manuale di 50 signore. Abbiamo le più piccole hanno 13 anni, le più grandi più di 80 anni, quindi è importante sottolineare sotto questo profilo il passaggio generazionale delle competenze e delle tradizioni. Avremo anche il presepe vivente promosso dall'Istituto Comprensivo Garibaldi, i mercatini di Natale, insomma tante attività che ci caratterizzeranno.
Realmonte vuole andare nella direzione della bellezza, lo abbiamo detto più volte, bellezza significa tante cose, significa legalità, significa cultura, significa rispetto delle regole, rettitudine, significa amore per le tradizioni, insomma significa essere ancorati al presente ma proiettarsi su un futuro che sia in linea col rispetto dell'ambiente, col rispetto della natura, col rispetto dei nostri paesaggi. La DMO, Distretto Turistico Valle dei Templi, è felice di poter essere partner con il Comune di Realmonte per la realizzazione di un calendario di iniziative natalizie che, oltre a sposare ovviamente i temi della tradizione, quindi gli alberi, i presepi eccetera, hanno quel carattere di innovazione e di attrazione da un punto di vista promozionale e turistico che il nostro territorio sicuramente in questa stagione necessita. Abbiamo parlato di un bellissimo albero che diciamo, unirà la tradizione all'innovazione, di una presepe vivente alla Scala dei Turchi, che noi speriamo, le cui immagini speriamo di veicolare insieme agli alberi in spiaggia in tutta Italia, in tutto il mondo, e quindi è un momento importante di tradizione, un momento importante di promozione, un momento importante di letizia, che però sarà anche, come dire, un bel momento di riscontro per il nostro territorio. Anche la scuola quest'anno sarà presente in occasione delle attività che si svolgeranno a Realmonte per il Natale e i nostri ragazzi saranno impegnati, tutta la scuola, con varie attività che comprendono sia quelle musicali che saranno presenti e che riguarderanno i ragazzi dell'indirizzo musicale, ma anche i ragazzi della primaria che faranno un concerto in piazza in occasione del set dell'accensione dell'albero. Oltre a questo, questa attività particolare, sia i ragazzi della scuola media sia i ragazzi della primaria realizzeranno degli addobbi che saranno utilizzati anche per abbellire la piazza e gli alberi della piazza. Sicuramente è un esperimento, quindi si deve capire un po' i flussi. L'assessore Mondello si è reso disponibile a eventuali modifiche, questo è il primo passo. Poi dobbiamo esattamente capire la parte ZTL. Quella è forse la cosa un pochino più, tra virgolette, rognosa, ma che si deve affrontare. È davvero rivoluzionario, l'importante è che le cose si facciano bene, per tempo, a step, come è avvenuto nelle altre città, cioè senza provvedimenti improvvisati. In questo momento c'è questa interlocuzione con l'assessore Mondello, che si è dimostrato, come dire, disponibile al dialogo, disponibile a eventuali modifiche, però quello che noi chiediamo sempre con forza è capire e che ci sia una strategia chiara e che le cose vengono fatte per step, quindi prima si fanno, che ne so, i parcheggi, si fanno le aree di interscambio, si creano tutte le strutture a corollario di una ZTL, quindi mezzi di trasporto che devono essere implementati e poi piano piano a step si va avanti e si cerca di fare anche abituare gradatamente i cittadini a queste novità, perché sono ovviamente delle innovazioni che stravolgono un po' le abitudini giornaliere di tutti noi cittadini e quindi si deve andare per step, come è avvenuto anche a Cosenza. Il centro di Cosenza per più di 2 anni e mezzo è stato, come dire, un cantiere a cielo aperto, dove hanno fatto un mega parcheggio sotterraneo, ma anche lì la chiusura di Corso Mazzini, che adesso penso che sia uno dei più bei corsi del meridione, è avvenuta per step man mano che i lavori andavano avanti e si creavano tutti, diciamo, i supporti necessari per una viabilità alternativa. L'isola pedonale storicamente, ma non lo dice Alberto Palè, lo dicono i dati, i fatti, quello che è successo nelle altre città. Inizialmente si crea un attimino di, come dire, effetto rebound, però alla lunga, dopo i primi 6 mesi, si cambiano le cosiddette abitudini, soprattutto ci sono le strutture adeguate a supporto e c'è di nuovo il balzo in avanti delle attività commerciali. Quindi poi c'è anche un altro aspetto, ci sono delle attività che sicuramente il comune deve, come dire, aiutare a delocalizzare, perché il lavagista non ha più senso che sta in determinate zone perché non arrivano più le macchine come le lava. Ho fatto l'esempio del lavagista, me ne potrei fare altri. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Siamo alla pagina sportiva, partiamo dal calcio. Eccellenza resta solitaria in cima alla classifica l'Akragas dopo la bella vittoria fuori casa contro il Nuova Città di Gela. Carmelo Lentini. Dopo 2 pari consecutivi l'Akragas ritrova la vittoria grazie alle rete di Mansour al 18° e Neri all'80° e si riconferma leader della classifica. Una gara combattuta con la compagine di Andrea Pensabene che ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la capolista, ma i sogni dei gelesi durano davvero poco. Dopo il vantaggio ospite di Mansour al 18° minuto, i ragazzi di Nicolò Terranova, consapevoli di avere imboccato la strada giusta, cercano insistentemente di chiudere la gara con una seconda marcatura. Le prodezze del portiere di casa ed una traversa negano la gioia del raddoppio. Intanto si fa male Caccetta ad un ginocchio, probabile una distorsione, per cui l'esperto calciatore viene portato per accertamenti nella locale struttura ospedaliera. Nel secondo tempo l'Akragas insiste, Elezai è inoperoso e svolge un tranquillo lavoro di ordinaria amministrazione. Poi all'80° in mischia il difensore Neri trova l'angolo giusto per segnare il gol del raddoppio. La compagine agrigentina insiste, ma non passa. Per quanto riguarda invece le dirette inseguitrici, hanno mantenuto il passo sia il Don Carlo Mistilmeri che il Pro Favara, entrambi vittoriosi. Per quanto riguarda i cugini favaresi, la rete che vale 3 punti è stata segnata da La Piana, che annulla l'imbattibilità della Mazzarese in questo campionato. Rinviata per maltempo l'attesa sfida del Gaeta tra Enna e Casteldaccia, mentre l'Unitas Sciacca, grazie al gol di rapina di Beppe Sant'Angelo, vince la sfida contro la Leonfortese. Unplane del Mazzara che passa Carini contro il Resuttana San Lorenzo, per cui la classifica non muta tanto e le distanze per i primi posti sono rimasti invariati. Questi risultati: Enna Casteldaccia non disputata per maltempo, Leonfortese Sciacca 0-1, Resuttana San Lorenzo Mazzara 1-2, Don Carlo Misilmere Nissa 3-0, Gela Akragas 0-2, Mazzarese Pro Favara 0-1, Castellammare Parmonvalle 1-0 giocata sabato e Cus Palermo Marineo 0-2. Il prossimo turno vedrà l'Akragas giocare all'Esseneto contro il Lecus Palermo, il Pro Favara al Giovanni Brucoleri contro il Castellammare, lo Sciacca in casa con la Mazzarese, mentre il Don Carlo Misilmere gioca fuori contro il Casteldaccia. Mister, vittoria meritata per l'Akragas che espugna il Vincenzo Presti di Gela con un netto 2-0. Che partita è stata? Una partita che abbiamo condotto dall'inizio alla fine. Le immagini parlano chiare, sono quelle partite difficili da preparare perché hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Affrontavamo un testacoda, è sempre pericoloso. I ragazzi l'hanno affrontato con la mentalità giusta, peccato per tutte queste situazioni da promettenti che non riusciamo a finalizzare, però l'importante è arrivarci, lavoreremo per correggere questi errori. Temevi questa trasferta, alla fine la squadra ha risposto bene in campo, la vittoria vi permette di rimanere in vetta al campionato? Temere è una parola grossa, chiaramente rispettiamo tutti gli avversari e poi ti ripeto, in una situazione normale qualsiasi tipo di testacoda ti dà sempre a pensare a male, quindi abbiamo affrontato la partita con la giusta mentalità, con la giusta applicazione, siamo stati attenti in tutte le situazioni, non abbiamo mai rischiato se non una mischia dentro l'area dove la palla rimbalzava nella retta piccola, però per il resto credo che abbiamo creato 7-8 palle gol e non sono poche. L'unica nota dolente della domenica, l'infortunio di Caccetta, come sta? Speriamo non sia nulla di grave, adesso è all'ospedale che sta facendo la risonanza, quindi speriamo che sia meno grave del previsto, però dedichiamo questa vittoria a lui e al nostro Presidente che in questo momento per via di problemi lavorativi è lontano da noi. Mister, il tuo ritorno a Gela dopo tanti anni, anche se su una sponda diversa, però insomma sempre un minimo di emozione entrando al Prato del Presti? Sì, ho ritrovato la tribuna scoperta, quindi è sempre emozionante, tra l'altro dove ho allenato riesco a lasciare sempre buoni ricordi, quindi è sempre bello tornare nel luogo dove si è stato, dove si lavora e quindi
spero di vedere sia Gela che Agrigento nei campionati che meritano. Garufo, l'Akragas torna al successo in campionato, batte in trasferta 2-0 il Gela, vittoria meritata. Sì, una partita difficile da quello che poteva dire la classifica, perché il Gela ha dimostrato oggi di essere una squadra che sicuramente non merita di essere all'ultima posizione, quindi siamo riusciti a vincere una partita sulla carta non facile contro giocatori di esperienza che conoscono bene questa categoria, quindi siamo contenti, abbiamo dato continuità, siamo ritornati alla vittoria dopo due pareggi, che sicuramente questa vittoria dà un valore agli ultimi 2 pareggi ottenuti. 3 punti per rimanere in testa al campionato. Sì, 3 punti per dare continuità di risultato, 3 punti per rimanere in vetta. Ora ci riposiamo questi 2 giorni e poi prepariamo questa settimana che diventa fondamentale prima degli scontri diretti nel mese di dicembre, quindi dobbiamo essere ora bravi a ricaricare le energie perché ci aspetta un mese importante. Pensiamo subito a quella di domenica e poi sicuramente vedremo quello che succederà. Unica nota dolente della giornata, della domenica, l'infortunio a Cristian Caccetta. Sì, siamo in attesa delle notizie da parte dello staff medico per Cristian, sicuramente ci tiene un attimino in ansia, ma speriamo che tutto si risolva nel più breve tempo possibile, avendo una risposta positiva. Infatti dedichiamo la vittoria a lui e dedichiamo la vittoria al nostro presidente, che sicuramente ci teneva tantissimo oggi a questa vittoria, sa che noi siamo la sua famiglia, l'Akragas è la sua famiglia, è il suo giocattolo ed è il suo giocattolo in cui lui crede tanto e noi dobbiamo regalargli tante soddisfazioni perché sta facendo tanti sacrifici per questa società. Spendiamo anche 2 parole sui tifosi, oltre 100 tifosi al Vincenzo Presti di Gela. I tifosi ci credono più di noi ed è giusto che loro abbiano l'entusiasmo superiore a quello nostro. Noi abbiamo grande entusiasmo, ma dobbiamo sapere e sappiamo dopo l'esperienza di domenica che è un campionato difficile che verrà giocato punto su punto e quindi dobbiamo cercare di dare continuità ma con tanta umiltà. Ancora calcio in Serie D, 12ª giornata di campionato. San Cataldese Licata termina a reti bianche. Arturo Cantella. Finisce con un pareggio la sfida tra il Licata Calcio e la San Cataldese, 0-0, un pareggio che tutto sommato accontenta le 2 squadre. Dopo questo incontro, la 12ª di andata, il Licata Calcio si attesta a 16 punti, mentre la San Cataldese va a 12 punti, piazzandosi al terzultimo posto. In testa è sempre il Forte Catania con 32 punti che pareggia con il Lamezia Terme al secondo posto, distaccato da 10 punti, mentre l'altra squadra agrigentina è il Canicattì che doveva giocare contro la Mariglianese. La partita è stata rinviata al prossimo 30 novembre. Siamo in compagnia di mister Pippo Romano al termine di San Cataldese Licata. Mister, grazie per essere con noi. Ci dia le sue impressioni di questo 0-0, un risultato giusto? Credo di sì, è stata una gara molto equilibrata, 2 squadre che si temevano per qualità e per organizzazione. Credo che il risultato sia giusto perché abbiamo creato sia noi che loro, abbiamo creato poco, perciò credo il risultato di parità è più che giusto. Mister, un pari che come ha detto lei può stare bene entrambe le squadre, la vigilia si pensava una partita diciamo anche più cattiva agonisticamente parlando, invece c'è una grande correttezza penso di entrambe le squadre, insomma anche sotto questo punto di vista vorremmo sapere un suo giudizio. No, la partita è stata corretta, credo che quello che si temeva alla vigilia, che poteva essere una gara agonisticamente forte, con scontri anche forti, credo che la partita sia stata molto equilibrata, ripeto, correttamente giocata da ambedue le parti e poi ci stanno, alcuni falli ci stanno, ma questo è il gioco del calcio. Tanta quantità, mister, poca qualità direi, soprattutto nelle metacampo avversario e dagli uomini più importanti, quindi nel caso vostro Rotolo e lo stesso Wattarà. Direi che sia le 2 difese, sia la nostra che la loro, siamo stati molto attenti, sapevamo la velocità dei
gli attaccanti della San Cataldese che attaccavano bene gli spazi, per cui noi abbiamo fatto una gara dietro importante, abbiamo concesso poco e nello stesso tempo la San Cataldese ha concesso poco a noi, per cui è stata, ripeto ancora una volta, una gara giocata tatticamente bene da ambedue le parti. C'era sicuramente un po' di paura da ambedue a perdere questa gara, che sapevamo che ci tenevamo tantissimo a prolungare sia noi che loro la loro striscia positiva. È stato, ripeto ancora una volta, un pareggio giusto e torniamo a casa soddisfatti, dai. Sulla scelta di non cambiare niente, mister, avete iniziato e finito con lo stesso 11. Sì, no, ho visto che la squadra reggeva bene, soffriva poco, fare dei cambi poteva comportare anche a squilibrare un po' quello che era l'andamento, invece ho preferito rimanere tutta la gara con gli stessi uomini, non ho modificato nulla, siamo arrivati alla fine con un risultato, quello che a noi interessava, importante. Mister, che valore ha il punto di oggi portato a casa in una partita come questa? Sappiamo il valore intrinseco delle sfide fra San Cataldese e Licata, che valenza ha oltre a quella della classifica a questo punto? Ma sapevamo, ripeto ancora una volta, di incontrare una squadra in salute, ben organizzata, con il cambio dell'allenatore che è un allenatore bravo, esperto, ha modificato tante cose e sapevamo che era una squadra che era aggressiva, che ci poteva mettere in difficoltà. Abbiamo avuto tanto rispetto per questa San Cataldese e alla fine direi ce la siamo giocati, anche loro se la sono giocata a viso aperto, cercando sempre di mantenere in equilibrio la gara. Basket a 2 la Fortitudo Moncada, vittoriosa in casa contro Stella Azzurra Roma con il punteggio 91-63. Vediamo. La Fortitudo Agrigento vince nettamente la partita contro la Stella Azzurra di Roma per 91-63, ritornando così al successo dopo 2 sconfitte, la quarta stagionale nell'8ª di campionato. Serviva una vittoria per il morale, per dimostrare di essere cresciuta sotto tanti punti di vista, dalla stabilità difensiva alla concretezza in attacco. Soddisfatto il coach Cagnardi al termine del match, dove afferma era un'importante partita da vincere perché c'è sempre una classifica con la quale bisogna fare i conti. Capitano, era importante tornare a vincere, la Fortitudo lo fa in maniera convincente con un risultato decisamente netto. Quanto è importante questa vittoria? Ma molto importante per il morale della squadra. Sono dell'idea che abbiamo fatto comunque, al di là delle sconfitte, buone prestazioni. Questo non vuol dire che noi ci accontentiamo. Stiamo continuando a lavorare nello stesso modo sin dal primo giorno. Io sono dell'idea che nel momento in cui tu credi in quello che fai e continui a lavorare nello stesso modo, i risultati arriveranno. Siamo una squadra molto seria, ragazzi molto responsabili, che abbiamo tantissima fame, ambizioni. Oggi comunque non era facile perché Stella veniva da 3 sconfitte, comunque anche giocata a tie game. Avevano perso 2 partite in supplementari, l'ultima di 1 punto in casa contro Trapani, quindi è stato tutto merito nostro. Oggi secondo me siamo riusciti a bloccare tutte le loro situazioni offensive più importanti. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, lo staff ha preparato molto bene la partita e noi siamo stati molto bravi ad eseguire il piano partita. Fin qui la Fortitudo ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Questo ti sorprende oppure non si pone limiti? Ma ti dico, sinceramente, e non lo dico tanto per dirlo, non mi sorprende perché abbiamo un modo di lavorare pazzesco, cioè veramente. Crediamo in quello che lo staff ci trasmette, crediamo nel nostro sistema di gioco. Abbiamo un sistema di gioco particolare dove penso che nessuna squadra gioca nel modo in cui giochiamo noi, un gioco di molta mobilità di palla, ma niente a caso, tutto quello che si vede è frutto del lavoro di ore, anche di ripetizioni. Io penso che non dobbiamo mai chiedere nulla a nessuno. Credo che l'unica strada per ottenere grandi risultati è continuare in questo modo qua, Marco, continuare a lavorare, credere in noi stessi e anche nei nostri compagni di squadra, e poi i risultati secondo me importanti arriveranno. Un'ultima domanda: alla tua età ancora sei uno dei giocatori più utilizzati in campo con un minutaggio altissimo, qual è la cosa che più ti stimola?
Dove li trovi questi stimoli? Ma intanto la passione che ho per quello che faccio. Secondo me se non l'avessi in questo momento penso che avrei già smesso. E poi la sfida costante di confrontarmi anche con giocatori molto più giovani di me e dimostrare che sì, importantissimo stare bene fisicamente, perché se io non stessi bene fisicamente ad oggi non potrei giocare così tanto, ma la differenza la fa la testa. Io sono tranquillo, mi sto divertendo, il mio ruolo sicuramente quest'anno è diverso da quello dell'anno scorso. Io sono contento se faccio un passaggio in più, ho un ruolo comunque non facile, perché comunque sto troppo tempo in campo e magari mi prendo poca responsabilità in attacco, però la palla passa su di me e questa è la cosa più importante, quindi l'importante è vincere. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto!